Ah! Se volevi iniziare il video con qualcosa, Buongiorno a tutti, oggi Buongiorno a tutti, oggi sentiero 754 direzione Montemia, si parte! Allora, prima ora di percorso fatta, adesso siamo arrivati al bivio che ci porterà su prima alla Casera e in seguito poi alla cima del Montemia. Fino adesso il percorso è tutto ombreggiato, molto semplice, un po' di salita però nulla di che. E proseguiamo adesso in questa direzione e come potete notare tutto il percorso è segnato appunto da questi scalinoni di pietra che agevolano sicuramente la salita. E via, andiamo avanti. Casera mia, abbiamo la stufa a legna, ecco qua. Sirina, mostri. Poi abbiamo un bello stanzone molto grande, 2 panche. Di qua invece abbiamo un'altra stanza e poi la cavalletta, 2 materassi, però io sinceramente preferisco dormire per terra che usare quei materassi lì, ma la cosa carina è che abbiamo comunque dei servizi, un lavandino e un servizio che non è cosa da poco, e penso che sia anche un impianto elettrico dato che ci sono gli interruttori. Abbiamo deciso di esplorare questo percorso con la promessa di rifarlo in autunno, quando i colori di questa stagione lo renderanno ancora più magico ed incantato. Lungo il cammino ci siamo divertiti a dare un'anima a buffi tronchi d'albero come la tartaruga, l'orco e il cervo. Una volta raggiunta la vetta abbiamo potuto ammirare il Matayur da un punto di vista veramente privilegiato. Allora, stiamo rientrando a Stupizza dopo aver fatto comunque un percorso lungo, perché sono 6 ore, 1000 metri di dislivello, e la discesa anche è stata bella impegnativa, messo a dura prova le ginocchia. Adesso stiamo percorrendo un lungo canalone ombreggiato e ci vorrà circa 1 ora e mezza per arrivare alla macchina. Il percorso è un percorso interessante e lo consigliamo a chi ha voglia di camminare, fare un bel giro ad anello. Una volta arrivati su comunque al Montemia c'è una bellissima vista sul Matayur e adesso comunque vi andiamo alla carta tabacco, così vi spieghiamo in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto oggi. Via la carta tabacco.
Bene, eccoci qui sulla cartina per spiegarvi il giro che abbiamo fatto. Allora, direzione San Pietro al Natisone, Pulfero fino ad arrivare a Stupizza, dove abbiamo lasciato la macchina in un comodo e ampio parcheggio. Da qui, lungo una stradina bianca, abbiamo raggiunto il ponte sul fiume Natisone e una volta oltrepassato incontriamo subito la segnaletica che indica in modo chiaro la direzione da prendere. Svoltiamo a destra e imbocchiamo il sentiero del Pradolino fino ad arrivare a quota 433. A questo punto, al bivio, svoltiamo a destra e dopo una lunga salita arriviamo a Ricovero Casera Mia. Dopo una breve sosta prendiamo il sentiero chiaramente indicato, il 754, che ci porta fino alla vetta. Ritorniamo a ritroso di nuovo alla casera e da lì prendiamo sempre il 754, però nella direzione opposta, che ci permetterà di completare l'anello percorrendo per intero la Valle del Pradolino. Come sempre vi chiediamo di condividere il video in modo possa essere utile a più escursionisti possibili. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Ciao ciao!